In Slovacchia l'inchiesta per l'omicidio del giornalista Kuciak e della sua fidanzata sta minacciando i poteri forti. Il governo di Viktor Orban in Ungheria e la sua idea di democrazia illiberale che non rispetta le minoranze. Dal Veneto alla Romania un ponte di solidarietà per aiutare bambini affetti da patologie gravi. A Cracovia per ammirare la Dama dell'Ermellino, uno dei dipinti più celebri di Leonardo. I Am Ren, film polacco di fantascienza che racconta come la società stia soffocando il volere delle donne. Quattro rinvii a giudizio. A quasi 2 anni dal 26 febbraio 2018, giorno in cui la polizia trovò i cadaveri di Jan Kuciak e Martina Kushnirova nel loro appartamento di Velika Mača, ci sarà finalmente un processo per l'omicidio del 27enne giornalista slovacco e della sua fidanzata. Presunto mandante l'imprenditore Marian Kočner. Kuciak ne aveva scritto più volte indagando su evasione fiscale e frodi ai fondi europei per l'agricoltura. 4 emoji, il numero 50, una freccia con la scritta Soon, presto, e il teschio con 2 tibie incrociate. Questo scriveva Kočner ad Alena Zuzova, ritenuta uno degli esecutori il giorno del delitto. È uno dei messaggi decrittati e acquisiti agli atti dell'indagine. Una quinta persona avrebbe fatto da tramite, l'imprenditore Zoltan Andrusko, che ha collaborato con la giustizia. Caso risolto dunque? Così sembrerebbe, visto che l'unità investigativa che ha arrestato Kočner è stata sciolta con troppa fretta per Susana Petkova, amica e stretta collaboratrice di Kuciak. Dopo la sua morte ha abbandonato il giornalismo, dando vita a una fondazione contro la corruzione. They stopped to the Kočner's levels. Si sono fermati a Kočner, ma ci sono ancora tante persone coinvolte in questo caso che non sono indagate. Cooperavano con lui e hanno tratto beneficio dalla morte di Kuciak perché ora Jan non può più scrivere articoli su di loro. Questo caso mostra cos'era nascosto nel nostro paese, la mafia e persone come Marian Kočner che godevano della protezione da parte di istituzioni, dei giudici, dei PM e dei politici. Ricordate che l'italiano Antonino Vadalà, un membro dell''Ndrangheta, era un imprenditore di successo qui in Slovacchia. Aveva contatti con il partito Smer, il primo del paese. Chi è Antonino Vadalà e che c'entra con questa storia? Condannato in Italia a 9 anni per traffico internazionale di droga, è stato il primo sospettato dell'omicidio e già socio di Maria Troškova, giovane modella poi divenuta assistente dell'ex primo ministro Robert Fico. Kočner da parte sua ha avuto strette relazioni con giustizia e politica. Veniva avvertito di indagini e perquisizioni. Una denuncia per minacce dello stesso Kuciak fu archiviata in breve tempo. Già 7 magistrati si sono dimessi dopo la pubblicazione di intercettazioni e messaggi. Con loro anche l'ex viceministro della giustizia Monika Jankovska e questa settimana il vicepresidente della Camera Martin Gölvac. Tutti dello Smer a cui appartengono Fico e l'attuale premier Pellegrini. Nessun membro del partito ha accettato di risponderci sul tema. Tutto si è messo in un mosaico, manca, se si può dire così, quella prova cruciale che è la telefonata tra Robert Fico e Antonino Vadala. Intercettazione che secondo alcune fonti, aggiunge Jan Krempasky, il giornalista che più di tutti si è occupato dell''Ndrangheta in Slovacchia, sarebbe stata fatta da investigatori italiani nel lontano 2012. Antonino Vadalà e la criminalità organizzata erano oggetto dell'ultimo articolo di Jan Kuciak. Non ha potuto finirlo, ma chi lo conosceva oggi sa che il suo impegno non è stato vano. Tutto è cambiato dopo l'omicidio. Migliaia di persone hanno manifestato contro il governo e la corruzione. Possiamo dire che questo assassinio ha svegliato gli slovacchi. Viktor Orban, il premier ungherese, è il simbolo del sovranismo che domina con intensità variabile i paesi del patto di Visegrad. 57 anni, subito dopo la caduta del muro di Berlino, si presentava come liberale e liberista in economia, politica perseguita durante il suo primo mandato dal 1998 al 2002. Poi, dopo un periodo alla posizione, la trasformazione nel secondo mandato, iniziato nel 2010.
statalismo, nazionalismo, chiusura all'immigrazione e porte aperte alle multinazionali, ad analizzare la figura del primo ministro magiaro e lo storico Stefano Bottoni, autore del saggio Orban, un despota in Europa. È un despota non violento, che vince le elezioni, che manipola i partiti di opposizione ma non li sopprime, che non usa la violenza nei confronti degli avversari politici, ma che ha costruito un sistema politico sempre più autoritario. Orban per l'Ungheria usa la definizione di democrazia illiberale. Di cosa si tratta? È un ribaltamento rispetto ad alcuni dei valori cardine della democrazia in Europa occidentale, il rispetto dei diritti dell'uomo, delle minoranze. Per Orban c'è il rispetto dei diritti delle maggioranze. La maggioranza ha il diritto di imporre la propria visione sulle minoranze e non sostiene Orban il contrario. Per cui la democrazia illiberale è fortemente identitaria, è fortemente caratterizzata in senso statalista, corporativo, è una democrazia che si basa su elezioni, ma su elezioni che il partito guida cerca di controllare e orientare. In ottobre Orban ha subito una pesante sconfitta alle elezioni comunali di Budapest e in altre importanti città. Sindaco della capitale è stato eletto il verde Gergely Karacson. Ad appoggiarlo tutti i partiti d'opposizione, addirittura con un patto di desistenza con Jobbik, partito della destra estrema. Potrebbe cambiare il quadro politico ungherese sul lungo periodo, in vista delle prossime elezioni politiche del 2022, ma soltanto se l'opposizione saprà dare alla popolazione ungherese una visione di paese. Per ora l'opposizione ha un progetto negativo, un programma negativo, liberarsi di Orban il despota, diciamo così. Però non ha una visione di paese. Orban ha una visione di paese, l'ha saputa imporre ed è questo che continua a spiegare, credo, il suo successo. Orban lo scorso inverno, malgrado le proteste, fece approvare una legge che alle aziende consente di imporre gli straordinari ai dipendenti e poi di pagarli dopo 3 anni. In ottobre il volume della produzione industriale in Ungheria su base annuale ha registrato un aumento del 9%. Il governo Orban ha riportato dal 2010 in poi i livelli occupazionali a un livello che non si vedeva dal 1990. Oggi i disoccupati in Ungheria sono il 3,5% della popolazione, un record negativo. Questo vuol dire che molti degli operai che sono entrati adesso nel mondo del lavoro devono il loro posto di lavoro letteralmente anche a queste politiche economiche. C'è quindi un voto operaio per Orban. Il problema è la mancanza di forza lavoro e la tensione che si sta manifestando soprattutto negli ultimi mesi sul fronte dei salari. Gli operai hanno salari molto molto bassi, vorrebbero vederseli aumentati, ma questo naturalmente potrebbe portare via gli investitori, gli investimenti che sono stati attratti dal governo e questo crea molti conflitti. Orban recentemente ha ricevuto a Budapest sia Vladimir Putin sia Recep Erdogan. Orban dice che l'Ungheria si situa in un triangolo i cui estremi sono Berlino, Mosca e Ankara, Istanbul, e cioè le città, gli imperi continentali che hanno formato la storia ungherese. Quindi Orban dice l'Ungheria deve avere buoni rapporti con queste medie e grandi potenze che condizionano la sua storia, anche se resta parte dell'Unione Europea e della NATO. Orban, con Putin e Erdogan, ha parlato del Turkish Stream, il gasdotto che dalla Turchia attraverso i Balcani porterebbe gas in Ungheria girando l'Ucraina. Con Putin hanno parlato anche dei progetti per l'ammodernamento dei 4 reattori della centrale nucleare di Paks. Il Fidesz, il partito di Orban, a Bruxelles e Strasburgo fa parte del Partito Popolare Europeo. Andrei ha 1 anno e soffre di un ritardo nello sviluppo che gli impedisce alcuni movimenti. L'idroterapia in piscina è uno dei modi per superare i problemi. Come lui, al centro Maria Beatrice di Alba Iulia, città di 70.000 abitanti della Transilvania, ogni settimana arrivano una 50 di bambini di varia età e altri 35 vengono dal resto della Romania. A questi, nell'ultimo anno, se ne sono aggiunti 92 con il progetto Salute per Tutti, un programma di terapie realizzato grazie alla Onlus veronese Medici per la Pace, coi fondi di beneficenza di Banca Intesa San Paolo. Ci sono state sessioni neuromotorie di riabilitazione, screening per bambini nati pretermine, altre sessioni per insegnare come mangiare cibi sani e formazione per studenti, tutto gratuito per i genitori che hanno portato i bambini a curarsi. Bisogna pensare che una famiglia che sia già in condizioni di povertà o di emarginazione sociale, oppure anche appartenente alla classe media, che si trova gravata di un problema enorme come quello di un bambino con un grave handicap, in pochi anni si trova veramente marginalizzata. Ecco che allora
dare le risorse alle famiglie, aiutare il comune nella selezione delle famiglie bisognose e dei casi più necessari e offrire una risposta diventa veramente importantissimo. Nel progetto è stato coinvolto anche il comune di Alba Iulia, che si è appoggiato alla clinica Maria Beatrice, fondata nel 2010 da Iulia e Sebastian Onak, genitori di Maria Beatrice. Nata con un grave deficit psicomotorio, hanno girato l'Europa per curarla e poi hanno pensato di fondare una loro clinica. Lui ha lasciato il lavoro di insegnante di informatica, lei si divide tra il suo di professoressa di inglese e la clinica. All'inizio partirono dal salotto di casa con l'aiuto di Elena, che chiamarono appositamente, la prima fisioterapista, ancora con loro. Prima avevo sempre lavorato con gli adulti, ma ho deciso di cambiare, occuparmi dei bambini, ed è stata la cosa migliore che avessi potuto fare. Non ci siamo resi conto di quanto siamo cresciuti in 10 anni, perché è successo gradualmente. Ci abbiamo lavorato giorno dopo giorno ed eccoci qui. La gente ci chiede: Maria Beatrice ha qualche possibilità di migliorare? E noi rispondiamo che lei ha avuto la possibilità di cambiare la vita a tanti genitori e bambini che sono venuti qui. I metodi sono molti: massaggi, logopedia, meccanoterapia, la terapia Voita che per Anastasia ha funzionato. Alla nascita pesava soltanto 2 kg. Con la pressione delle dita è riuscita a fare cose inimmaginabili visto il suo ritardo nello sviluppo motorio, come alzarsi in piedi e camminare a 4 zampe. Amalia Todia è la mamma di un altro bambino che segue le cure e ha beneficiato del programma. Siamo venuti 4 volte alla settimana per 3 volte al giorno e abbiamo fatto la idroterapia, kinetoterapia, meccanoterapia quindi e massaggio facciale. E se andiamo avanti col nostro programma ci saranno anche i risultati dopo. Rispetto alla famosissima Gioconda, il ritratto di donna, noto come Dama con l'ermellino, dipinto dal genio rinascimentale di Leonardo da Vinci, è assai meno enigmatico. Più che consolidata, infatti, l'identificazione del personaggio. Il dipinto fu creato alla corte di Ludovico il Moro a Milano. È il ritratto di una donna che in origine non fu identificata, ma che in seguito fu riconosciuta in Cecilia Gallerani, una damigella di corte e poetessa che ricevette un'educazione approfondita. Ciononostante, l'opera, acquistata a fine Settecento dalla famiglia nobiliare polacca dei Czartoryskie e ora conservata a Cracovia, presenta alcuni misteri non ancora risolti. La bestiola è stata dipinta con proporzioni maggiori rispetto al reale e per questo motivo si potrebbe pensare a una sua importanza particolare dal punto di vista simbolico. L'ermellino è un animale considerato dalla tradizione come icona di purezza e intangibilità. Secondo la leggenda, infatti, non consente mai che la sua pelliccia venga macchiata e per questo motivo è stato considerato modello di purezza. D'altra parte sappiamo che la donna ritratta era l'amante del duca di Milano e nel periodo in cui Leonardo la dipinse era incinta di Cesare, figlio di Ludovico il Moro. Per noi però ora è difficile scegliere quale sia la giusta simbologia da attribuire all'animale, che potrebbe anche essere stato dipinto per indicare Ludovico il Moro, in quel periodo insignito dell'ordine cavalleresco dell'Ermellino per i suoi meriti in battaglia e che era particolarmente orgoglioso di questo riconoscimento. Per il Moro, infatti, era di gran lunga preferibile essere simboleggiato dall'animale piuttosto che essere ritratto di fianco alla sua amata, perché nel periodo in cui fu dipinto quel quadro, il duca di Milano era in procinto di sposarsi con un'altra donna. E sebbene la Gioconda sia conosciuta come il quadro che Leonardo ritoccò infinite volte fino a pochi giorni prima di morire, anche l'opera conservata a Cracovia presenta incognite sulle modifiche apportate nel tempo alla versione originale. È ancora incerto in quale versione il quadro lasciò il laboratorio di Leonardo
e se furono fatte delle modifiche all'originale già nello studio dell'artista. Dipinta con la tecnica a olio su tavola sottile, l'opera fu composta con un denso strato di gesso inserito tra gli strati di colore. I raggi X ci mostrano che nel gesso c'è anche un disegno di Leonardo che non include l'ermellino e quindi possiamo supporre che l'animale non ci fosse nella prima versione, così come sostiene lo studioso francese Pascal Cotte. Nemmeno lo scialle blu era presente nella prima versione, così come crediamo ci fossero anche dei pizzi che ora non vediamo più. Ma l'animale è stato aggiunto solo per motivi di equilibrio compositivo oppure su richiesta del Duca di Milano? Non lo sappiamo. In esposizione fino a dicembre al Museo Nazionale di Cracovia, dove attira circa 140.000 visitatori l'anno, la Dama con l'ermellino sta per tornare nell'allestimento della collezione Czartoryski, chiusa a lungo per restauri, ma tra poco ancora accessibile, così da riprendere un posto d'onore tra le opere acquistate dai principi polacchi, con l'intento di costruire uno specchio sul passato e una meditazione sulla transitorietà della vita. Vent'anni fa, il 12 novembre del 1999, un aereo partito da Roma si schiantò in Kosovo, vicino al villaggio di Slakovce. Morirono 24 passeggeri e membri dell'equipaggio. Delle 24 vittime, 12 erano italiane. Oltre ai membri dell'equipaggio, Katia Piazza, Andrea Maccaferro e Antonio Canzolino, c'erano i volontari e cooperanti internazionali Roberto Bazzoni, Paola Biocca, Belmore Davoli, Marco Gavino, Raffaella Liuzzi, Paola Sarro, Laura Scotti, Antonio Sircana e Carlo Zecchi. Donne e uomini generosi, impegnati ad aiutare il prossimo e a costruire la pace. Renata all'apparenza è felice, una donna realizzata come moglie e madre, ma un giorno improvvisamente si ferma, bruciata dagli impegni. È così che si scopre che Renata in realtà è un ren, un robot. Un androide che dopo un malfunzionamento ha perso la fiducia nel marito Jan, che vuole proteggere il figlio adottivo Camille, una donna robot minacciata dalla PNC Corporation, l'azienda che l'ha creata. Una storia nata prima come romanzo dalla penna di Piotr Ryčko e che adesso lo stesso autore, cimentatosi anche come regista, ha trasformato in film, presentato in anteprima mondiale al Trieste Science Plus Fiction Festival. Moim jedynym zadaniem Il mio film parla di qualcosa di intimo, della famiglia. La cornice fantascientifica è solo un pretesto per parlare della famiglia che nella nostra quotidianità è straziata, portata quasi alla dimensione di una malattia mentale. Ho voluto raccontare questa intimità, non il mondo in generale. Ryčko con I Am Ren per la prima volta firma la regia di un lungometraggio fino ad ora realizzato solo corti. Nato in Polonia e cresciuto in Norvegia, Ryčko tra i lettori polacchi e inglesi è quasi una star, conosciuto soprattutto per i suoi romanzi fantascientifici, libri diventati veri bestseller. Protagonista del film è la splendida Marta Kröll, in Polonia una delle attrici più amate dal pubblico. Interpreto Ran Renata, che è una moglie e un robot, una donna perfetta. Quando lavoravo sul carattere mi chiedevo cos'è questa perfezione che la società pretende da noi donne. Viviamo in tempi in cui noi come donne subiamo una forte pressione per essere perfette in tutto, nella famiglia, sul lavoro, anche su Facebook o Instagram. Cosa succede quando ti rendi conto che puoi essere un errore perché sei umana e non un robot? Il cinema polacco, con autori come Pawlikowski o Smarzowski, sta vivendo una nuova primavera. Penso si tratti di una nuova generazione. Pawlikowski sta facendo film da molto tempo, è affermato, ma ci sono altri, molti registi talentuosi nella Polonia di oggi che fanno film molto diversi da quelli che si facevano prima. Ci sono nuove forze, nuove idee. È una situazione interessante, una sorgente di nuove idee.
La giuria del Trieste Science Plus Fiction Festival ha conferito una menzione speciale a Marta Kröll per l'incredibile talento mostrato creando la grande empatia con il pubblico sin dall'inizio del film e per la forza straordinaria con cui è riuscita a trasmettere il messaggio dell'opera.